Buonasera, i titoli con le principali notizie. A Catania il giudice annulla il provvedimento di trattenimento di 3 migranti egiziani e 2 bengalesi che chiedevano lo status di rifugiato. È il primo provvedimento che arriva dopo il decreto del governo Meloni sui paesi sicuri. Restano in carcere in Romania Filippo Mosca e Luca Cammalleri. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rinviato per problemi tecnici l'udienza per l'estradizione al 13 di novembre. A Catania la movida violenta delle baby gang, sempre più le ragazze coinvolte nelle risse. L'ultimo scontro tra Vietnea e Piazza Sei Sicuro. Volevo i pantaloni rosa, la storia tragica di Andrea Spezzacatena raccontata in un film e proiettata in 200 cinema italiani. Siamo andati a Messina. Si avvicina il Natale, i prezzi dei voli tornano a salire, l'allarme di Confcommercio, grave danno per il turismo sull'isola. Calcio, il Barbera torna a tabù per il Palermo, scivolone dei rosanero battuti dalla Cittadella 1-0. Serie C, pareggio senza reti nel derby tra Catania e Messina, tanti sprechi per i rossazzurri contro i giallorossi che fanno muro. Seconda sconfitta consecutiva per il Trapani che cade a Giuliano. Buonasera, e dunque a Catania il giudice annulla il provvedimento di trattenimento di 3 egiziani e 2 bengalesi migranti che hanno chiesto lo status di rifugiati. È il primo di questi provvedimenti che arriva dopo il decreto del governo Meloni sui paesi sicuri. Desiree Ferlito. Egitto e Bangladesh non sono paesi sicuri. Il presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Catania, Massimo Escher, ha annullato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa nei confronti di 3 egiziani e 2 bengalesi, sbarcati a Pozzallo che hanno chiesto lo status di rifugiati. Una lista di paesi sicuri. Il riferimento è al decreto legge del governo Meloni. Non esime il giudice, si legge nelle motivazioni, all'obbligo di una verifica della compatibilità di tale designazione con il diritto dell'Unione Europea. L'Egitto, sottolinea il presidente del tribunale Massimo Escher, è uno dei paesi in cui si applica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti al mondo. Anche in Bangladesh ci sono gravi violazioni dei diritti umani che investono le libertà di un ordinamento democratico. È la prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto legge sui paesi sicuri. Il presidente Escher, che sottolinea la necessità nel valutare il trattenimento di esaminare la qualifica data a Egitto e Bangladesh con il decreto legge del 23 ottobre 2024, che li include in una lista che non prevede alcuna eccezione né per aree territoriali né per caratteristiche personali. L'annullamento deciso dal Tribunale di Catania fa infuriare il vice premier e il ministro Matteo Salvini, che tuona per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi. Il paese insicuro ormai è l'Italia, ma noi non ci arrendiamo. Restano in carcere in Romania Filippo Mosca e Luca Cammalleri. Questa mattina la Corte d'Appello di Caltanissetta, che doveva decidere sulla loro estradizione, ha rinviato l'udienza al 13 di novembre per problemi tecnici. Rita Cinardi. Ancora 9 interminabili giorni e poi Nisseni, Filippo Mosca e Luca Cammalleri sapranno se potranno fare o meno ritorno in Italia. I 2 trentenni sono attualmente detenuti a Bucarest, in Romania, dove stanno scontando una pena di 8 anni per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti. Questa mattina la Corte d'Appello di Caltanissetta avrebbe dovuto decidere sulla loro estradizione, ma per un problema tecnico con il collegamento in videoconferenza dal carcere rumeno, l'udienza è stata rinviata al 13 novembre. Abbiamo avuto un incontro da parte della Corte d'Appello, la quale, capendo anche delle difficoltà dei ragazzi, ha dato un rinvio brevissimo, per cui si tratterà di aspettare solo una settimana. Momenti di sconforto questa mattina per i familiari dei 2 ragazzi arrivati al Palazzo di Giustizia, fiduciosi di poter riportare Filippo e Luca in Italia nel più breve tempo possibile. Quello per cui stiamo lottando è l'attesa, contro cui stiamo lottando è l'attesa,
e quello che speriamo è un rientro veloce di Luca e Filippo, che sono in condizioni proprio estreme mentalmente. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati il 3 maggio del 2023 mentre si trovavano in vacanza in Romania. Una ragazza che era in loro compagnia si era fatta recapitare nell'albergo in cui stavano trascorrendo le vacanze un pacco all'interno del quale la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la totale responsabilità del possesso dello stupefacente, i due nisseni sono stati condannati comunque a 8 anni di carcere. Movida violenta a Catania, baby gang e risse tra giovanissimi e le ragazze non si tirano indietro. L'ultimo scontro sabato sera tra Vietnea e Piazza Stesicoro. Sentiamo Eva Spampinato. Visto che c'erano 2 pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza. Un normale sabato sera in Vietnea a Catania. Una passeggiata, un selfie limone e sale e una rissa. Come mostra uno dei tanti video che girano su TikTok e documentano l'insana abitudine del sabato sera catanese. L'ultima scazzottata è avvenuta 2 sere fa, secondo le testimonianze di alcune commesse di un negozio all'angolo con Piazza Stesicoro tra le 20:30 e le 21, quando le ragazze stavano chiudendo le saracinesche per rincasare. Abbiamo notato ambulanze, polizia, carabinieri, dei ragazzi che erano messi là, ragazzi sia maschi che femmine. Le femmine inoltre erano molto peggio dei ragazzi. Pare che la rissa sia scoppiata per uno sguardo di troppo, una tagliata, occhiata, non gradita da un gruppo di bulli e bulle, tutti minorenni, che stavano passando da qua. Era più o meno qua, c'era un'ambulanza e più pattuglie della polizia. Il ragazzino preso di mira si è rifugiato in Piazza Stesicoro vicino ad un noto fast food, ma è stato raggiunto dal branco di circa 20 persone che hanno incominciato ad alzare le mani, calci, pugni, spintonate. Un ragazzo ha sbattuto la testa e altre 2 ragazze sono rimaste ferite. È intervenuta una volante della polizia alla quale sono seguiti i rinforzi e poi l'identificazione di 3 bulli, 2 ragazzine e un ragazzo, tutti tra i 14 e i 16 anni. Spesso queste risse scattano con pretesti inesistenti e solo per ingannare il tempo, se non addirittura per moda. Allora, io faccio l'educatore in una scuola, diciamo, di formazione professionale, dove praticamente tratto i ragazzi dai 14 anni ai 20. Cercano il pretesto per litigare. Il loro obiettivo per uscire, cioè escono per litigare. Con l'intervento delle forze dell'ordine la folla si è dispersa, ma si aspetta solo il prossimo sabato sera per tornare a fare i tafferugli della Movida. Restiamo nel mondo giovanile con la storia tragica di Andrea Spezza Catena, raccontata nel film Ragazzo dai pantaloni rosa, e che parla appunto di bullismo. L'anteprima, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è stata proiettata oggi per le scuole in 200 cinema italiani. Noi siamo andati a Messina. Francesco Triolo. Un film che squarcia il velo sul fenomeno del bullismo, sia fisico che quello che passa dai social. Oggi in tutta Italia è stata la giornata della visione in anteprima per le scuole del Ragazzo dai pantaloni rosa. La storia, tratta dal romanzo autobiografico di Teresa Manes, la madre di Andrea Spezza Catena, studente quindicenne del liceo Cavour di Roma, vittima di bullismo e cyberbullismo, che nel novembre del 2012 si tolse la vita. E proprio le parole della madre di Andrea, in collegamento con 200 sale in Italia, sono emblematiche. Mi piace pensare che il film non sia, come il libro che ho scritto, non sia opere che parlano di morte, ma opere che diventano inno alla vita. La vita è bella e deve essere vissuta, meravigliosamente vissuta. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma del 23 ottobre e sarà nelle sale italiane dal 7 novembre, ma si è voluta questa anteprima nei cinema di tutta Italia per sensibilizzare giovani ed adulti alla cura e all'attenzione nei confronti degli altri. Purtroppo un grande pensiero ad Andrea e a tutti i ragazzi che purtroppo hanno subito queste violenze, e sicuramente nel mio piccolo mi aiuterà per farmi riflettere ancora di più a non far succedere più queste cose. Percepite il fenomeno tra i banchi di scuola? Inevitabilmente, magari fortunatamente non a questi livelli, però è normale che a volte ci siano delle simpatie e delle antipatie che purtroppo in un soggetto più debole che magari non parla, infatti la comunicazione per noi è importantissima, a volte può sfociare in questo, quindi è molto brutto. Sì.
Il cantante neomelodico Nico Pandetta, detenuto per spaccio di droga, rompe il silenzio dal carcere e denuncia di essere trattato come un mafioso. Ma ci si chiede come faccia a pubblicare il suo sfogo sui social, appunto. Luca Ciliberti. Uno sfogo diretto sui social, dove il suo seguito è ancora numerosissimo, quasi 1 milione di follower. Lamenta un trattamento carcerario a suo modo di vedere ingiusto, un post in cui denuncia di essere trattato come un mafioso e messo in isolamento. La firma del post è quella di Nico Pandetta, non un nome qualunque, ma quello di un noto cantante trap neomelodico, nipote del boss ergastolano Turi Cappello, che non dovrebbe e non potrebbe comunicare con l'ampia platea dei social, visto che oggi è rinchiuso nel carcere di Favignana. Nico Pandetta sta scontando una condanna a 4 anni di reclusione per spaccio di droga ed evasione, alla quale si è aggiunta un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per la rissa davanti alla discoteca Vecchia Dogana di Catania. I suoi legali, gli avvocati Maria Chiaramonte e Salvatore Pace, ritengono le sue richieste legittime e previste dall'ordinamento penitenziario, non essendo detenuto per reati ostativi. Aggiungono che il loro cliente in 2 anni è stato trasferito in più penitenziari senza mai tenere conto di preservare la vicinanza e i legami familiari. Incuriosisce però come Pandetta sia in grado di comunicare all'esterno nonostante il regime di reclusione. Quella storia su Instagram non è isolata, basta navigare sul suo profilo per vedere ad esempio la foto di una cella che riprende la zona d'aria dietro le sbarre, le immagini dei suoi trasferimenti dal carcere verso il tribunale o in un'aula durante le udienze. L'avvocato Chiaramonte spiega che i post sono gestiti dallo staff e dal manager che gli curano i canali social. Per l'utente comune ovviamente questo passaggio non è chiaro e il risultato confonde e lascia tanti dubbi sulle regole sulla gestione del regime carcerario. Al momento il cantante potrebbe tornare in libertà, salvo sorprese, tra circa 1 anno. 51 giorni al Natale, riecco il caro voli nelle tratte nazionali da e verso la Sicilia. Per notare il viaggio festivo con 1 mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è già proibitivo perché i costi sono già altissimi. Desiree Ferlito. Natale sempre più vicino e puntuale, come sempre il caro voli nelle tratte nazionali da e verso la Sicilia si ripresenta. I prezzi sono già alle stelle e si prevedono ulteriori aumenti da qui al 21 dicembre. Per notare il viaggio festivo con 1 mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è già proibitivo, per non parlare delle ripercussioni sul turismo, come evidenzia Confcommercio. Questa barriera di costi penalizza fortemente il settore, che così si deve accontentare solo del turismo bordi e fuggi con una scarsa capacità di spesa. Ma facciamo qualche esempio. Inseriamo su un motore di ricerca un volo di andata e ritorno con tratta Milano-Catania dal 21 dicembre al 6 gennaio. Come vedete i prezzi sono già altissimi, in alcuni casi superano i 600 euro, senza l'aggiunta del bagaglio e i costi di assicurazione. Notevole la differenza se invece inseriamo sul motore di ricerca una qualsiasi data nel mese di novembre. La differenza è superiore all'80%. I residenti in Sicilia potranno contare sul bonus voli istituito dalla Regione, che prevede il rimborso del 25% del prezzo del biglietto sulle tratte nazionali. La misura viene confermata anche quest'anno e ci sono fondi in più che potrebbero portare lo sconto al 30% sui voli di Natale. Lo sconto maggiore porterebbe il costo medio del biglietto a 420 euro circa, che non è di certo un affare. Dopo aver proclamato lo stato di agitazione non cessano le preoccupazioni per il futuro della Pfizer a Catania. I sindacati chiedono alla direzione aziendale una maggiore apertura e lamentano un atteggiamento di totale chiusura alla rappresentanza unitaria sindacale. Una breve pausa e poi oggi, giorno del 4 novembre, che è la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Oggi l'Italia celebra l'unità nazionale e le forze armate, cerimonia in tutto il paese e abbiamo seguito la giornata a Siracusa. Francesco Aloi. L'alzabandiera prima, la deposizione della corona di alloro dopo. Il 4 novembre si celebrano le forze armate. L'Italia ricorda chi ha lottato per la patria. Cerimonie da nord a sud. Qui siamo a Siracusa. Per le istituzioni è importante questo giorno, ma è importante l'impegno, cioè quello di far comprendere ai giovani
come nel 2024 si sia arrivata all'unità di questo paese. E sono proprio loro, i giovani, che diventano quasi i protagonisti della giornata. Come dice il capo dello Stato Mattarella, le giovani generazioni devono percorrere la strada dell'impegno per la difesa dei valori della Costituzione. Ma 4 novembre significa anche caserme aperte. Qui i più piccoli scoprono la Guardia di Finanza, facendo anche qualche giochino. Il giochetto è spiegare ai bambini che per andare in gita scolastica ognuno di loro deve mettere un soldino di cioccolato. Noi selezioniamo un bambino che ovviamente farà l'evasore fiscale in questo caso e quindi alla fine della dimostrazione verrà fuori che non ci sono abbastanza soldini per pagare la gita. E poi ci sono le vetrine delle vie dello shopping a tema. Mi ha incuriosito, infatti sono venuto a guardare. È una bella iniziativa che hanno messo adesso in atto da poter far vedere a tutti. Crisi idrica in Sicilia, continuano a patire la Sete le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta che mercoledì faranno un sit-in davanti a Palazzo d'Orleana a Palermo. Adelaide Barbagallo. La penuria d'acqua continua ad esasperare i cittadini. Sul piede di guerra associazioni e residenti delle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta, che mercoledì saranno davanti a Palazzo d'Orleana a Palermo per chiedere un incontro con il presidente della regione siciliana Renato Schifani, dal quale si attendono risposte sulla crisi idrica. È arrivato l'autunno e nulla è cambiato. Nel palermitano ai vecchi problemi se ne aggiungono addirittura di nuovi. Da oggi e per una decina di giorni sarà fuori servizio l'acquedotto Presidiana. Resteranno a secco quasi i comuni di Campofelice di Roccella e la zona industriale di Termini Imerese per la riparazione di una tubazione colabrodo. Si continuano a cercare soluzioni per mitigare la grande sete a Caltanissetta, dove l'acqua viene distribuita ogni 6 giorni. Presto in città arriveranno 12 silos da 10.000 litri ciascuno da utilizzare nei casi di necessità. Poco chiaro come i cittadini potranno servirsene. Sui social si parla di tessere dell'acqua, ma il sindaco Walter Tesauro smentisce e dice che darà informazioni in merito nei prossimi giorni. Ad Agrigento l'acqua che manca nelle case continua a disperdersi per strada, uno sfregio insostenibile. Nel quartiere Fontanella i tecnici sono alla ricerca del guasto. Nella città dei Templi i turni di distribuzione sono tuttora di 2 settimane e continua ad oltranza davanti al comune il presidio del Codacons. Sono tutti in attesa di risposte chiare e certe da parte della regione. Breve pausa e poi ampia pagina dedicata alle squadre di calcio del siciliane. Eccoci al calcio, delusione e amarezza per i tifosi del Palermo. Al Barbera ieri ha vinto il Cittadella con il gol di Pandolfi, la vetta si allontana. Marco Gullà. Luca Pandolfi è senza dubbio la bestia nera del Palermo e il rosanero ha segnato 3 gol e tutti e 3 nei secondi finali di match. L'ultimo lo ha realizzato ieri al Barbera al 92esimo, quando ormai lo 0-0 tra Palermo e Cittadella sembrava scritto in calce. Non è stato così. I rosanero ancora una volta beffati al termine di una prestazione dai 2 volti. Sprint nel primo tempo con alcune occasioni fallite da Insigne, sottotono nella ripresa con la foga che è andata a scapito della precisione. Una partita che è difficile da commentare, però dobbiamo metterci la faccia ed essere molto arrabbiati, perché quando fai una prestazione del genere nel primo tempo sei 0-0 e il secondo finisce 1-0 per gli altri, ora al computo di occasioni create, sbagliate, di episodi sfavorevoli, diciamo così, la partita la devi vincere per quello che hai fatto. Un rigore non ha segnato, ma il Palermo ancora una volta ha peccato di poca concretezza sotto porta, le migliori occasioni capitate sui piedi di Insigne. È stata una partita strana, una partita dove abbiamo creato tanto, però purtroppo non abbiamo portato a casa la vittoria. Però abbiamo provato a giocare, ci siamo riusciti a tratti, però pure non siamo riusciti a portare a casa il risultato, però siamo contenti della prestazione. Sugli spalti anche Fabrizio Miccoli, poi i fischi a fine partita, i tifosi rosanero gridano meritiamo di più. La vetta si allontana, ma probabilmente questo Palermo non è idoneo per giocarsi la promozione diretta. Venerdì rosanero a Frosinone. Si chiude a reti inviolate il derby fra Catania e Messina per i rossazzurri, che hanno sprecato tantissimo in attacco, il segno di una frenata evidente. Per i giallorossi punto positivo dopo le ultime 2 pesanti battute del resto. Marco Carli.
Un punto a testa ma dal valore diverso per Catania e Messina. I numeri parlano di una frenata evidente da parte dei rossazzurri, 3 punti nelle ultime 4 partite. Una frenata arrivata con modalità diverse dopo la prova in colore con Latina e una gara interlocutoria con la Turris. Col Messina il Catania ha creato tanto, finalizzando nulla. Merito di Krapicas, migliore in campo dei giallorossi, demerito degli avanti rossazzurri capaci di sprecare l'inenarrabile. Questo errore di Montalto a pochi minuti dalla fine a porta vuote con il Messina in 10 è l'immagine della partita e del momento rossazzurro. E torniamo ai numeri: 15 gol in 13 partite, pochi per chi ha ambizioni da primato. Alla fine arrivano i fischi. Quando giochiamo in casa, la gente che gioca contro il Catania fanno tutti la partita della vita e noi però dobbiamo essere più svegli rispetto agli altri. Ci sta mancando qualcosa e oggi, diversamente dalle ultime 2 partite, 3 partite, abbiamo dimostrato che sappiamo arrivarci in porta, però poi abbiamo sbagliato tanto. È indubbio che il mercato estivo, prima lanciato, poi stoppato e infine ripreso per i motivi arcinoti, un peso lo ha avuto soprattutto nella costruzione del reparto offensivo. Toscano guarda al presente e anche al futuro. Noi per quello che creiamo stiamo realizzando poco, quello sì. Io dico sempre, ragazzi, bisogna essere positivi e guardare avanti con fiducia, perché prima o dopo il vento cambia, la ruota gira, però devi insistere. In casa Messina, Modica, criticato nell'ultimo periodo e silente nel post partita, raccoglie un punto importante, soprattutto anche per merito del suo portiere e dell'imprecisione dei rossazzurri, un clean sheet, il primo stagionale in trasferta dopo 9 gol subiti nelle ultime 2 partite. Un passo avanti, un brodino per una piazza che resta in contestazione aperta nei confronti della proprietà. Momenti di riflessione in casa Trapani dopo la sconfitta di Giuliano, scricchiola la panchina di Aronica. Franco Cammarasana. Momenti di riflessione in casa Trapani dopo la sconfitta di Giuliano. Doveva essere la gara del riscatto dopo lo scivolone di mercoledì ad opera dell'Avellino, ed invece la squadra granata si è resa protagonista di una prestazione poco convincente, involuta sul piano del gioco rispetto al primo tempo della gara con l'Avellino. A complicare le cose gli infortuni di Balietti e Zuppel, che hanno costretto il Trapani a giocare in 10 dal 70° in poi. La classifica intanto rimane ferma, anche se le altre non è che corrano tanto. Il Trapani però nelle ultime 6 partite ha racimolato soltanto una vittoria e poi 3 pareggi e 2 sconfitte, troppo poco per una squadra ambiziosa. Oltre che dei risultati, il presidente Antonini si è detto non soddisfatto anche di alcune scelte operate dal tecnico Aronica, confermato dopo la gara con l'Avellino, ma la cui panchina appare tutt'altro che solida. Molto probabilmente sull'attuale situazione del Trapani stanno pesando le decisioni di Antonini di scommettere prima su Torrisi e poi su Aronica, allenatori bravi ma senza esperienze pregresse in Serie C, e di aver costruito un organico forte solo in parte dei giocatori messi sotto contratto. Adesso è giunto forse il momento di tirare le somme di ciò che è stato. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.